Stefania, se ti dicessi che la cosa più bella e emozionante che ho visto a questo festival è il tuo corto? Ti prego, mi è venuta la pelle d'oca, mi viene da piangere a sentire questa cosa, anche perché ieri ho visto la proiezione al teatro vuoto, ho detto Dio, ma è bello sto film, sai quando lo vedi talmente tante volte e parti con una passione pazzesca e poi diventi un poco numb, non so come si dice in italiano, è un poco tipo desensitized, tipo che non senti più niente, no? E quindi sentirti dire questa cosa mi ha letteralmente emozionata, quindi grazie. Questo è un corto che è estremamente personale, tratta dei temi estremamente intimi, però è molto facile rispecchiarsi in quello che tu racconti. Quando hai sentito l'esigenza di raccontare questa storia e condividerla? Allora, da quando è morta mia madre, in un certo senso ho avuto una specie di middle life crisis anticipata, perché mi sono resa conto di aver messo in discussione tante cose che quasi facevo col pilota automatico, e quindi ristudiando anche la dinamica della vita di mia madre, le sue rinunce, i suoi sacrifici, mi sono resa conto che volevo vivere la mia vita al meglio sia per me che per lei, senza rinunciare a tutte le cose a cui aveva rinunciato lei, quindi è stato quello il focolare. Stai piangendo? Perché mi ci sono proprio ritrovata. Eh. Questo è un racconto anche di memoria, no? Ci sono dei ricordi di te bambina. Com'è stato, no? Attingere a quei ricordi lì? È stato molto emozionante, nel senso che te lo possono dire tutti, sia gli attori che la crew, perché ridevano, perché io piangevo dietro la macchina da ripresa e quindi piangevamo tutti un po' sul set. Ma è anche questo film, oltre ad essere una lettera d'amore nei confronti di mia madre, è anche una lettera d'amore nei confronti della Sicilia, perché questi paesaggi, queste case, queste facce comunque in America non si trovano, e questo era anche un desiderio grande mio. Lo volevo girare qua, l'ho girato in pellicola, quindi tutte le memorie sono girate in pellicola, quindi a portarmi le bobine in America per svilupparle, quindi è una specie di volevo farlo con il cuore, e quindi non ho badato né a spese né a tempo, cioè ho messo tutto il tempo, l'impegno del mondo per farlo. E questo tuo corto in realtà, oltre ad avere una storia potentissima, è anche estremamente curato dal punto di vista visivo, perché c'è una fotografia meravigliosa e poi c'è sempre questo movimento di macchina a mano che tu hai. Volevo sapere appunto come l'avevi costruito visivamente, le ispirazioni. Tanti registi che io amo, tipo Alfonso Cuarón, Y tu mamá también, è tutto girato con la macchina a mano e ti dà quell'impressione di essere proprio dentro la scena, dentro quel momento, dentro quella stanza con questa bambina, anche un po' in faccia a questa bambina, quindi volevo fosse un po' cinema verità. E anche le attrici che ho preso, nessuna delle attrici in realtà è un'attrice, la ragazza che interpreta la madre è un'infermiera, la bambina è la sua prima esperienza, quindi volevo proprio che fosse come si dice, collaboration fra me e loro, e trovare quelle nuance che comunque solo loro del posto, noi siciliane, comunque avremmo potuto trovare. Un'altra cosa interessantissima del tuo documentario, del tuo corto, perdonami, è il racconto dell'egoismo. Entrambe facciamo un lavoro che magari in modi diversi ci porta via e ci permette anche di vivere delle cose bellissime rispetto a quello che magari hanno vissuto le nostre madri. Io penso alla mia di mamma, ai sacrifici che ha fatto, no? Perché io stia qui davanti a te oggi. Però questo egoismo non è la libertà che ci hanno dato loro? Assolutamente, assolutamente, cioè sono le loro rinunce, quasi ci hanno dato il permesso di non dover rinunciare alle stesse cose che hanno rinunciato loro, e loro in un certo senso erano un po' un progresso rispetto alle loro di madri che avevano ancora di meno e hanno fatto ancora più rinunce, quindi sì, l'importante è che andiamo comunque a migliorare, il fatto dell'egoismo, cioè per me era sempre una domanda, ci sono egoista, in realtà quando tu fai del bene a te stessa poi hai tante energie in più per fare del bene agli altri, per essere più altruista paradossalmente, però almeno sei soddisfatta, non lo fai con ho fatto del bene però sono incazzata, si può dire? Grazie mille davvero, grazie. Intervista meravigliosa.